agitorio, a currei fradis e fillus, a savrazza vo discurriri de su bene e de su mali, a savrazza vo discurriri de sa vita e de sa morti, a savrazza vo a lui focus e questrantajai furcas, a currei, noi pro tempus de mutetto di amore. È un progetto che noi abbiamo chiamato Fueda e Impara, sa bellezza de su sardu, perché abbiamo voluto, attraverso l'attività ludica, attraverso l'attività didattica, veicolare l'apprendimento e l'utilizzo del sardo nelle scuole, perché la lingua sarda è uno degli elementi identitari più forti, più importanti, è un simbolo di appartenenza e quindi è necessario che il bambino capisca l'importanza di conoscerlo e di parlarlo normalmente. Abbiamo cominciato questo progetto grazie alla Fondazione Faustino Unnis, che ci ha dato la possibilità di fare un percorso, un'andala che sono spizzinnoso, muovendo dalla poesia di Faustino Unnis. Il titolo è Cresciamo con le parole, cresciamo con i suedos. Da parte del Spipiuso nessuna barriera, nessun pregiudizio, proprio anzi Spipiuso sono contento me, dai, avanti, cercavo di comprendere che annai, sia su poeta ma su Fuedo pure, tutto tutto Spipiuso su proso che non stiamo non proso in sardo. E da che ne obbligavo su Fuedo? E da dinanzi su poeta che ha consigliato il Fuedo di annai? Questa poesia saggiana, da dinanzi? Faustinoni! E cosa abbiamo letto di Faustinoni? Una notte in Soremà. Abbiamo separato una poesia, una fazziledda, proso spizzinnoso, una notte in Soremà, dai cui siamo partioso, che sa sparagolas, che sa espressività in sardo, so spizzinno l'hanno imparata, l'esta gradia meda, e abbiamo inventato un personaggio, proso spizzinno, che sono pizzino di seconda elementare, sono due classi della seconda elementare, e noi abbiamo inventato una giana, una fatta, che ha accompagnato questo spizzinello in questo percorso di poesia, di paragola, di lingua sarda. Come ti intendi che stiano nareoso sa lingua che si questiona del Bascio della Sardegna, quindi in Campidanese. Maria Antonietta invece si è stessa che è con me per fare questo progetto, è di nuovo, ma questo puro è stata una cosa che noi abbiamo già sperimentato e ho voglio che spipiuso 60 a Cattauso, che questa lingua è stuna. È stato un ispanto, che ha disegnato, ha imparato la poesia, che qualcuno ha cominciato a provare a narrare scarchi paragole in sardo e ha morbido che la lingua sarda non ha una territorialità, è stuna, la lingua sarda è stuna e sospizzino non l'ha mostrato. Ma questo corso di lingua sarda è fragile? Sì. Sì? Spipiuso, funte, è una cosa più importante che teneoso e quindi lo so depioso, proprio sai cresci con il riferimento giusto, per quanto riguarda questa lingua pure, questa lingua è importante. Abbiamo anche coinvolto le altre scuole degli altri livelli e quindi la scuola secondaria di Via Nino Bixio, dove abbiamo realizzato un altro corso sempre in lingua sarda, dedicato però ad un'altra attività tradizionale tipicamente sarda, che è il ballo sardo. Proprio a Selargius il gruppo, l'associazione culturale Fedora Puzzu ha ripreso questa tradizione valorizzando questa attività giocosa che è il ballo. L'associazione chiaramente, oltre a portare avanti un'attività come il gruppo folk, poi promuove questa tradizione attraverso corsi dove maestri ed esperti insegnano nei vari rami delle tradizioni popolari. Noi adesso ci stiamo occupando prevalentemente del ballo tradizionale, quindi quello che si svolgeva in piazza, non quello che ripropongono sul palco i gruppi folk, che è una cosa un po' che rivolta un po' più allo spettacolo. 1, 2, 3.
Noi ci occupiamo proprio del ballo tradizionale della piazza, quello che si faceva, quello che la nostra comunità svolgeva durante le feste, non solo, con l'assenza di ogni tipo di coreografia, perché era un ballo libero, e poi soprattutto perché il ballo tradizionale era un po' il motivo che riuniva la comunità. Era un po' la scusa tra virgolette, poi con cui la comunità insomma, si riuniva e nascevano alleanze, nuove famiglie e tante altre cose. Guardatevi tra di voi. Guardate come state migliorando. Prima ballavate così stretti, guardate come state già migliorando. Hai visto come esce bene? Che rimanete ordinati. Questo è il nostro primo laboratorio di ballo, soprattutto che riguarda appunto il ballo tradizionale. Lo scopo è quello poi di proseguire, no? di poter l'anno prossimo integrare anche con altri settori delle tradizioni e poter fare una cosa che abbracci un po' tutte quelle che sono le tradizioni popolari del Campidano di Cagliari in primis, di Selargius quindi, e poi un po' di tutta la Sardegna. Nell'Istituto Tecnico Baccaredda abbiamo realizzato un progetto che in qualche modo coinvolgesse l'opera di Faustino Onnis e infatti abbiamo deciso di realizzare con i ragazzi, con gli studenti, una rappresentazione teatrale di un'opera a Currei a Sabrazza. Sono Giacomo Ru del Teatro Tragodia di Mogoro e ci troviamo a Selargius, nell'Istituto Baccaredda, e stiamo lavorando con alcuni ragazzi che vanno dalla prima alla quinta per mettere in piedi uno spettacolo per riproporre un pezzo di Faustino Onnis, appunto, dal titolo A Currei a Sabrazza. E questo infatti è un pezzo che Faustino scrisse in occasione de sa die, de sa Sardigna, e a noi piaceva l'idea di realizzare insieme a giovani ragazzi questa celebrazione della liberazione di un popolo dalla schiavitù e dalla tirannia. A Currei! A Currei! A Sabrazza! Negli ultimi anni si è riusciti a riportare il sardo all'interno delle scuole, dalle più piccole, dalle primarie fino anche alle superiori. Niente, a noi piace pensare di essere anche un po' protagonisti e promulgatori di questa cosa, perché comunque il laboratorio teatrale in sardo, oltre a insegnare a stare su un palco e davanti a un pubblico, insegna anche qualcosina di sardo. Allora, magari nel giro di qualche anno si può arrivare a fare un programma stabile in ogni scuola, partendo ovviamente dalle più piccole per arrivare alle più grandi. Mentre invece la ricchezza di conoscere una lingua come il sardo, soprattutto quando si è molto piccoli, è il fatto di avere un'elasticità mentale che poi ti permetterà di poter imparare ancora meglio anche un inglese, un francese, un tedesco, perché si sa che quando un bambino si ritrova nei primi anni della sua vita, diciamo nella sua infanzia, a parlare più lingue, la sua mente è molto più elastica e riesce ad apprendere molto, ma molto di più. A Gittori. A Currei. A Currei! A Sabrazza. A Sabrazza lo discurri de su bene e de su male! A Sabrazza lo discurri de sa fine e de sa morte! O discurri dessa fine e dessa morte! A Sabrazza lo rifogo sa costranta gente! A Currei! Non è più tempo su de mutetti su di Non è amore! più tempo su te brule se te gioco su! I mergiani si puntinzano su medal! Su ti corrazzi! Punti valenti strade de A sudario! Currei! Benelli al naso de bronzone sei così! A Currei! Arredo lei da faccio, su tramuzzo, su schidone! Lei passerà con lei! Scottigiano, a bacino! O scrociando i cesi che ti spedri sudando! A Currei! Segna! Cireini sono i cosi! Vede quel femmina sa! Un pezzo da Sabrazza! A Sabrazza! Giorni ti do resta in del museo! Se voglio ti dovrei a biscrauso, de merisi se ne cosa! Ladronisi! E sto soncusu! A Sabrazza! Altra volta se senti punti in più su Marchesi, affliggi su prima su Teazza! Currei! A Sabrazza! Per Parigi! De 60 anni minus, che sei ancora minus, piazzo e capassus, dei piccoli stupati che sti in coro, dei margiani di oro. Questo è il primo anno
che riusciamo a realizzare questi progetti, ma il nostro intento è quello di replicarlo annualmente. Cavo è che sto a usare, noi molto mai nessuno.